Gesù non vuole reporter dello spirito, ma testimoni viventi come lo sono stati Pietro e Paolo. Nella solennità dei due santi il Papa ha indicato l'esempio dei due peccatori pentiti. Il giorno dopo la demolizione del ponte Morandi, il quartiere di Genova Certosa cerca, per quanto possibile, il lento ritorno alla normalità. Rientrati gli sfollati, il parroco invita a guardare avanti con fiducia. La Regione boccia alcuni punti chiave del PUC di Chiavari, pietra tombale sull'edilizia sociale in Corso Lima, ma per il campus scolastico in Colmata ci sono margini di trattativa, risponde il sindaco. A 8 mesi dalla mareggiata gli esercenti del lungomare di Rapallo sono pronti per la stagione estiva, rimangono alcune criticità ma la voglia è quella di guardare al futuro. Fare propria la tenerezza di Gesù è l'invito del Vescovo nella festa del Sacro Cuore a Chiavari. In un tempo di rigidità e odio, la conversione è la forma più alta di vendetta. Genova si prepara ad accogliere 6.500 fedeli del cammino neocatecumenale. L'incontro vocazionale tocca per la prima volta la Liguria. Parteciperà il fondatore Chico Arguello. Per €1 investito nella Virtus Entella se ne generano 3 a favore della comunità locale, atleti, famiglie ed esercenti. Il dato al centro della ricerca dell'Università di Genova, presentata a Chiavari. Buonasera a tutti, bentornati al telegiornale di Telepace. Oggi la Chiesa celebra i santi Pietro e Paolo. Il Papa li ha indicati come testimoni di vita e di perdono. Inoltre, nella celebrazione odierna ha benedetto i palli per 31 nuovi arcivescovi metropoliti. Sentiamo. 2 peccatori pentiti, ma 2 testimoni che non si sono mai stancati di annunciare e di vivere in missione, che hanno testimoniato Gesù sino alla fine, dando la vita come martiri. Sono i santi Pietro e Paolo, la cui testimonianza Papa Francesco, nella Santa Messa presieduta nella Basilica di San Pietro in Vaticano, ha invitato a guardare: testimoni di vita, testimoni di perdono, testimoni di Gesù. Il pontefice ha invitato a riflettere sul perché Gesù si fidò di 2 peccatori pentiti e non ci ha dato 2 testimoni integerrimi dalla fedina pulita, dalla vita immacolata. C'è un grande insegnamento in questo. Il punto di partenza della vita cristiana non è l'essere degni. Con quelli che si credevano bravi il Signore ha potuto fare ben poco. Quando ci riteniamo migliori degli altri è l'inizio dalla fine. Il Signore non compie prodigi con chi si crede giusto, ma con chi si sa di essere bisognoso. Egli ci ama così come siamo. E cerca gente che non basta a se stessa, ma è disposta ad aprirgli il cuore. Una umiltà la loro che hanno mantenuto nella vita fino alla fine. Hanno compreso, ha proseguito Francesco, che la santità non sta nell'innalzarsi ma nell'abbassarsi. Non è una scalata in classifica, ma l'affidare ogni giorno la propria povertà al Signore che compie grandi cose con gli umili. Quindi l'invito a ritrovare nel rapporto quotidiano con Gesù e nella forza del suo perdono le nostre radici. L'incoraggiamento è quello di non accontentarci del minimo, ma di puntare al massimo per essere anche noi testimoni viventi di Gesù. Apriamo siti e giornali e parliamo di cose sacre, ma così si resta al che cosa dice la gente, ai sondaggi, al passato, alle statistiche. A Gesù interessa poco. Egli non vuole reporter dello spirito, tantomeno cristiani da copertina o di statistiche. Egli cerca testimoni che ogni giorno gli dicono: Signore, tu sei la mia vita. Il Papa visiterà quest'anno le città di Maputo in Mozambico, Antananarivo in Madagascar e Port Louis in Maurizio. Francesco torna in Africa dunque per 7 giorni dopo il viaggio apostolico del 2015, quando fece tappa in Kenya, Uganda e in Repubblica Centroafricana. Il viaggio si terrà a settembre, prima di lui Giovanni Paolo II, che fu pellegrino nei 3 stati tra il 1988 e il 1989. Tanti gli appuntamenti in programma per il Papa, che pronuncerà una quindicina di discorsi. Spiccano, oltre ai tradizionali incontri con le rappresentanze civili e il clero, 2 tappe nelle periferie di Maputo e Antananarivo per la visita ad un ospedale e una preghiera speciale per i lavoratori.
Veniamo sul territorio ligure. Hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni ieri dopo le 21 i 3.300 sfollati che nella giornata di ieri hanno dovuto lasciare le proprie case per permettere l'abbattimento del Ponte Morandi. Il giorno dopo la demolizione il quartiere della Certosa cerca di ritornare per quello che è possibile alla normalità. Abbiamo parlato con il parroco della parrocchia di San Bartolomeo, Don Gian Andrea Grosso. Sentiamo. Ieri sera alle 10 in punto il sindaco ha dato il via e la nettezza urbana ha ripulito le strade dalla polvere e poi sono rientrati. Che giornata è stata quella di ieri? Come è stata vissuta da chi appunto vive nel quartiere? Certosa ieri sembrava una città fantasma perché gente in giro non ce n'era, tanta gente e ha preferito andare via, magari chi ha la casa in campagna o che si era già allontanato il giorno prima. Io qui per esempio avevo un centro di raccolta, ma poi alla fine 7-8 persone si sono fermate, le altre dopo aver preso i ticket hanno preferito andare magari al mare o da qualche altra parte. Si chiude un capitolo, inizia adesso la ricostruzione. Come il quartiere adesso ha vissuto proprio la demolizione del ponte, che sentimenti, che era una struttura che comunque faceva parte del quartiere, adesso non c'è più, che voce ha avuto modo di raccogliere le sensazioni degli abitanti? Ma sì, vabbè, molta gente dice mi dispiace, non lo vedrò più, però ecco, bisogna essere realisti, ecco. Questo ponte ormai era una cosa che impediva qualsiasi altro movimento, qualsiasi altra cosa, quindi grazie a Dio l'hanno buttato giù e ne ricostruiranno un altro. Ecco. La parrocchia in questi mesi è stata anche un punto di riferimento per gli abitanti, anche dal punto di vista del morale, dei sentimenti. Noi abbiamo cercato di fare la nostra parte sempre. Dall'inizio subito sono partiti gli scout e la Società Operaia Cattolica, poi ci siamo attivati per aiutare, abbiamo avuto qualche soldino e ci siamo attivati per aiutare soprattutto quelli che avevano perso il lavoro, nel nostro piccolo naturalmente. Poi abbiamo dato ospitalità sempre alle assemblee, a tutti gli incontri. Il 14 di agosto avremo la messa qui per il primo anniversario, qui da noi, alle 10 con il Cardinale Arcivescovo. E l'Arcivescovo di Genova, il Cardinale Bagnasco, ha ringraziato la parrocchia di Certosa che è stata sempre vicino alla popolazione e ha commentato così la demolizione del Ponte Morandi. Una svolta per Genova, ha detto, un momento atteso vissuto con una prospettiva di rinascita. C'è stata una demolizione necessaria e questo significa poter procedere verso la ricostruzione che tutti speriamo e attendiamo perché la città possa ricongiungersi e tutte le vie di comunicazione possano riprendere per il bene della gente, del lavoro e, conclude, della viabilità. Ora veniamo sul nostro territorio. La Regione ha formulato diverse osservazioni e prescrizioni al PUC di Chiavari, bocciando alcuni punti chiave del documento, tra cui la realizzazione di edifici scolastici in Colmata e di edilizia sociale in Corso Lima. Se per quanto riguarda Corso Lima si può dire che la bocciatura sia definitiva, per la zona di Colmata, secondo il sindaco, ci sono ancora margini di trattativa. Lo abbiamo intervistato. Quali provvedimenti intendete prendere? Ma innanzitutto vi sono delle prescrizioni che ha messo la Regione Liguria che sono vincolanti, tipo la zona che avevamo previsto vicino a Corso Lima per realizzare alloggi anche di edilizia residenziale sociale. Per cui questo non possiamo fare altrimenti, recepiremo in Consiglio Comunale queste prescrizioni regionali e ci adegueremo quindi a quanto prescritto dalla Regione. Sul depuratore è stato confermato la previsione dove noi abbiamo dato la disponibilità, quindi tutto lungo costa con difesa mare e nuova passeggiata. Ha dato delle prescrizioni circa la previsione del polo scolastico in attesa di vedere l'effettivo progetto definitivo del depuratore, quindi in base, perché vi è una legge molto vecchia che prevede una distanza di 100 metri, cosa che peraltro non è stata negli ultimi depuratori, quello anche in previsione a Sesti Levante o Rapallo, la distanza è inferiore a 100 metri. Si fa riferimento a delle leggi molto vecchie dove i depuratori erano delle vasche all'aperto, ora i depuratori con le nuove tecnologie sono tutti chiusi. Per quanto riguarda l'area di Preli invece l'unica prescrizione che ha dato la Regione riguarda l'ex cantiere Victor, che è un cantiere che peraltro è chiuso da oltre 30 anni, ha detto la Regione di prevedere in caso di demolizione su tutta la costa chiavarese la previsione di un'altra area artigianale. Messa la pietra tombale dunque su Corso Lima, però per quanto riguarda l'area di Colmata c'è ancora margine di trattativa?
Sì, la Regione vuole vedere il progetto definitivo, le effettive dimensioni del depuratore prima di esprimerci sul polo scolastico, quindi vi è sicuramente margine di trattativa. Ho avuto anche diversi incontri con alti funzionari della città metropolitana, perché anche loro sono interessati a creare per le scuole di competenza della città metropolitana spazi per le nostre scuole che rimangono su Chiavari e per portarne anche altre che hanno sede in altri comuni, anche a Genova. Per cui è ancora tutto aperto questo discorso del polo scolastico, che sarebbe un sogno, in quanto abbiamo un campo della Colmata completamente rifatto, abbiamo i parcheggi gratuiti, avremo entro la fine del mio mandato auspico una piscina del Lido completamente rifatta e la scuola a vela dentro al porto di Chiavari, per cui sarebbe un vero campus sul mare. Poche città potrebbero vantare dei edifici scolastici di questo tipo. Sulla bocciatura del PU, che oggi interviene anche il gruppo di minoranza Noi di Chiavari, secondo i consiglieri Levaggi, Colombo e Garibaldi, l'amministrazione ha fatto scadere un piano urbanistico che era molto conservativo e rispettoso dell'ambiente, lasciando entrare in vigore un piano regolatore risalente al 2002, non al passo con i tempi e superato come concezione. Il gruppo esprime poi soddisfazione per la bocciatura delle scuole in Colmata e aggiunge: peccato che con la presenza del depuratore non si potrà costruire altro, gettando alle ortiche l'area più strategica della città. Soddisfatti i consiglieri anche per il no della Regione alle case di edilizia popolare in Corso Lima e alla limitazione del progetto nell'area ex Italgas. I temi saranno comunque affrontati giovedì sera in Consiglio Comunale. Con l'inizio di luglio ATP incrementa il numero delle corse degli autobus tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Saranno 132, 66 all'andata, altrettante al ritorno, con l'introduzione di 30 corse in più rispetto alla situazione in vigore fino ad oggi. La prima partenza dalla stazione di Santa Margherita Ligure alle 5:58, l'arrivo a Portofino alle 6:15, la prima partenza da Portofino alle 6:15, l'arrivo a Santa alle 6:30. Così l'ultima corsa della giornata da Santa Margherita Ligure sarà a 00:37, l'arrivo in piazzetta all'1:05, mentre l'ultima corsa da Portofino all'1 e l'arrivo a Santa all'1:17. E a Santa Margherita Ligure dal 1° luglio torna la Corrierina del Mare, che allunga il suo percorso e aumenta la sua funzionalità. Le corse del mattino e della sera raggiungeranno per la prima volta il quartiere degli Ulivi, che pertanto sarà coperto da un servizio gratuito. Tra le 9:20 e le 12:40 e tra le 14:40 e le 18 ci sarà una corsa ogni 20 minuti al quartiere degli Ulivi Punta Pedale, con un'alternanza di capolinea a monte tra via Mortero e via Baiucca. Fuori orario il servizio continuerà ad essere gratuito, anche se effettuerà percorsi differenti. 2 corse ad andare e 2 a tornare anche per San Lorenzo della Costa. E veniamo al meteo. L'ondata di caldo continua a tenere nella sua morsa il Tigullio. Anche domani permarranno temperature superiori alle medie del periodo, in rialzo nell'entroterra e in leggero lieve calo invece lungo la costa. E in questa situazione il lungomare di Rapallo è pronto a ripartire. Intanto lunedì, al momento solamente ai pedoni, sarà riaperta la soletta del torrente San Francesco. Ultimate le asfaltature, si attende il collaudo per la conclusione definitiva del primo stralcio del primo lotto della messa in sicurezza del corso d'acqua. Intanto sono passati circa 8 mesi dalla mareggiata del 2018, pur duramente colpite le attività commerciali hanno saputo ripartire e tra tante difficoltà si preparano alla stagione estiva. Sentiamo i commenti raccolti da Giacomo Rizzi. Le attività commerciali del lungomare di Rapallo rispondono presente all'inizio della stagione estiva. Dopo gli enormi danni strutturali causati dalla mareggiata di ottobre, sono ripartite tra tante difficoltà e un maggio freddo che non ha incentivato di certo le presenze turistiche. La stagione è iniziata malissimo, sia per tutte le problematiche legate alla mareggiata, che solo in parte ovviamente sono state risolte, e sia per il tempo che in primavera è stato veramente inclemente. Abbiamo avuto un danno incredibile a livello anche di immagine, perché ovviamente tanti turisti, pensando che il paese sia ancora non assolutamente accogliente al 100%, hanno magari scelto altre mete. I lavori sulla passeggiata almeno sono stati fatti presto, per Pasqua siamo riusciti a farli, adesso speriamo il ponte che tra poco si liberi, ecco, perché comunque sia una figura sulla passeggiata qua non è che sia il massimo un cantiere, ecco, soprattutto per turismo
Quanto riguarda l'inverno è stato comunque un inverno difficile per tutti, anche per il fatto che comunque c'è stato un maggio con un tempo brutto, comunque piogge eccetera, non c'era tanto caldo, essendo noi una gelateria lavoriamo principalmente col caldo, col sole, però adesso la stagione sembra iniziata, anche a livello di turisti ce ne sono tanti. Comunque rispetto agli altri anni siamo leggermente sotto secondo me come presenze. La mareggiata sicuramente un po' di torto ce l'hanno fatta a livello turistico. Che un po' meno di gente, soprattutto per lo stato delle spiagge, ma speriamo bene che si riprenda, perché il lavoro l'hanno fatto in tempo, voglio dire, il sindaco è stato bravissimo. Come passaggio di stranieri siamo finalmente pieni, si vede che dalla mareggiata ha portato molto bene la nostra attività e la nostra città in belle posizioni come pubblicità. Anzi, essere negativa è stata molto positiva per tutti i Rapallo. Più che altro io penso che quest'estate sia stato per i commercianti della passeggiata, un problema proprio di battelli. I battelli qua hanno tolto tanto. E un grossissimo danno l'ha fatto la perdita del molo, per cui i battelli turistici non partono più da Rapallo. Questo è stato veramente un grosso handicap per tutta la cittadina. A mezzanotte del 30 giugno APCOA cesserà di gestire il servizio parcheggi di Rapallo. Gli attuali parcometri saranno disattivati e le operazioni di installazione e attivazione dei nuovi impianti da parte della nuova ditta incaricata, la SIS, Segnaletica Industriale Stradale, avverranno a partire dal 1° di luglio. Perché sia tutto a regime serviranno un paio di giorni. Dunque Comune e Gestore hanno trovato un accordo affinché a partire dalla mezzanotte del 1° luglio e fino a quando i nuovi parcometri non saranno attivi, la sosta nelle aree blu sarà libera e non a pagamento. I contrassegni dei residenti che scadono in questo periodo inoltre saranno validi per altri 30 giorni dalla data di scadenza. Questo per permettere di adeguarsi con calma alle nuove modalità di rilascio da parte del nuovo gestore. Per la cronaca, i carabinieri di Moneglia hanno denunciato per truffa un 24enne di Napoli a seguito di una denuncia. Il denunciante è un 35enne residente a Moneglia che aveva versato 2.200 euro tramite una ricarica Postepay per l'acquisto di un motore per auto che però non gli è mai stato consegnato. E i carabinieri di Sesti Levante hanno denunciato un 22enne di Campobasso per truffa e sostituzione di persona. L'uomo era riuscito ad inserirsi in un rapporto commerciale tra una ditta di Casarza Ligure e un'azienda ucraina. Era riuscito a farsi versare sul proprio conto corrente un bonifico destinato al proprietario della ditta di Casarza che aveva poi sporto denuncia ai carabinieri. L'Arma, dopo aver scoperto le modalità della truffa, è riuscita a restituire l'intera somma, alcune migliaia di euro, al legittimo proprietario. Siamo ora all'informazione religiosa della diocesi. La devozione al Sacro Cuore di Gesù nacque nel 1673 in seguito alle apparizioni alla Santa Margherita Maria Alacoque. Numerose congregazioni religiose, sia maschili sia femminili, sono strettamente legate a questa festa che nella nostra diocesi si celebra con particolare solennità nella chiesa dei Padri Oblati di via Santa Chiara a Chiavari. Ieri la messa presieduta dal Vescovo, siamo andati a vedere. È la tenerezza, la caratteristica dell'amore misericordioso del Signore. Il Vescovo Alberto Tanasini lo ha ricordato nell'Eucarestia nella festa del Sacro Cuore, celebrata con particolare solennità nella piccola chiesetta dei Padri Oblati a Chiavari. E tenerezza vuol dire quell'atteggiamento dell'animo con cui si guarda l'altro, anche peccatore, anche nell'errore, con l'occhio del bene, col desiderio del bene, col volere mettere in evidenza il bene che è in lui, il bene che è per noi, il bene che è per Gesù. La tenerezza che non è solo un fatto sentimentale, ma viene dal fatto che Cristo ha dato la sua vita per noi. Di qui un invito a fare propria tale tenerezza in un atteggiamento carico di ragione e non solo di sentimento, che porti a riconoscere come proprio il bene dell'altro, a farsi carico del suo perdono in un tempo viceversa votato alla rigidità e spesso all'odio e al desiderio di vendetta. Non siamo convinti che la più grande vendetta che possiamo avere su chi ha compiuto del male è che questo si converta e viva. Preghiamo perché davvero il Signore ci dia questa grande tenerezza e la diffonda e la sparga tra gli uomini e faccia in modo che davvero il male sia vinto dal bene, l'odio dall'amore.
Un incontro vocazionale per i giovani sullo stile del carisma del cammino neocatecumenale è quello che si svolgerà domani a Genova al padiglione blu della Fiera del Mare. Parteciperà il fondatore del cammino, Chico Arguello. L'inizio alle 18, ci saranno anche il cardinale Angelo Bagnasco, il vescovo di Chiavari, altri vescovi liguri e una cinquantina di sacerdoti da tutta la Liguria. Previste 6.500 fedeli, tra questi le 12 comunità neocatecumenali della diocesi di Chiavari, ma sentiamo l'intervista di presentazione. Un incontro vocazionale nel segno del cammino neocatecumenale che per la prima volta arriva in Liguria, non per niente ci saranno 6.500 persone. Sì, è la prima volta in Liguria di un incontro con Chico Arguello, padre Mario Pezzi, tutta l'equipe Asensio Romero che ha sostituito Carmen dopo la sua morte, insomma tutta l'equipe internazionale che dirige, diciamo così, il cammino nel mondo. In Italia è stato già fatto questo tipo di incontro in molte regioni, ancora mai in Liguria, quindi è anche un momento di commossa gratitudine al Signore per noi che nella diocesi di Chiavari abbiamo visto iniziare il cammino per la prima volta in Liguria nel 73. Quale sarà il cuore di questo momento? Il cuore è sempre l'annuncio della buona notizia, il cherigma, senza il quale ovviamente si tratterebbe di qualche cosa di molto più affidato alle forze umane. Chico ne ha sempre meno perché ha più di 80 anni. Certo, l'annuncio del cherigma è fondante. Subito dopo la chiamata vocazionale. Come si svolge questo momento? Saranno presenti fra questi 6.500 partecipanti molti giovani, molte famiglie. Ai giovani Chico chiederà la disponibilità a mettere la loro vita a disposizione del Signore in un seminario o anche in un convento per quello che riguarda le ragazze. Alle famiglie chiederà la disponibilità per aggregarsi a una delle missio agentes che nel mondo cercano di portare la luce di Cristo in luoghi dove i vescovi ritengono che ci sia il deserto e per questo chiedono l'intervento del cammino. Sempre un bel momento quello della chiamata e anche festoso tra le persone che sono presenti. Sì, è di una grande gioia nel momento in cui questi ragazzi che spesso corrono verso il palco sentono di mettere la loro vita nelle mani di Dio, qualunque poi sia il risultato di questa fiducia concessa a Dio. Telepace ritrasmetterà in settimana l'incontro vocazionale di Genova. Nei telegiornali dei prossimi giorni vi diremo quando sarà programmato. Nella parrocchia di San Paolo in Pila, a Sestri Levante, si celebra domani la festa di Nostra Signora delle Grazie. Alle 10:30 la messa presieduta dal Vescovo, alle 20:30 il Vespro presieduto da Monsignor Lelio Roveta e la processione per le vie del quartiere. Ci saranno anche alcuni componenti dell'Associazione Campanari Liguri alla manifestazione Campane in Festa in programma domani a Zeri. Si partirà al mattino con la messa e alle 11 con l'illustrazione del linguaggio campanario che veniva adottato per informare la popolazione su quanto stava accadendo. Al pomeriggio grande concerto, l'evento è organizzato dall'Associazione Le Nostre Valli nell'ambito del progetto Cultura e Territorio. Il sindaco di Sesti Levante presenta il meeting nazionale dei borghi autentici d'Italia a Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, nello spazio dedicato alla Liguria e gestito insieme al Parco dell'Antola. La manifestazione è un'occasione di promozione turistica, ma anche di confronto sul lavoro dei comuni per un presente e per un futuro migliore. Il primo cittadino ha illustrato non soltanto il lavoro per la realizzazione del Parco Mandela, ma ha descritto l'intero percorso sviluppato sulla rete del verde pubblico, collegato alla sua fruizione da parte dei bambini, e che ha visto anche la realizzazione dei giardini sul lungomare di Riva Trigoso e la realizzazione del Parco Paolo Sterza, si legge in una nota dell'amministrazione. I volontari dell'associazione no profit I Bambini di Malika hanno presentato stamattina in comune a Chiavari un progetto solidale a favore dei bambini e non solo di Malika, che è un'area nella periferia di Dakar in Senegal. L'idea è di donare alla popolazione locale un centro scolastico e polisportivo che possa diventare nel futuro un nuovo punto di aggregazione. Come amministrazione comunale, ha detto il sindaco, ci attiveremo per organizzare a breve un evento di carattere sportivo, culturale o sociale dedicato all'associazione. Ne parleremo anche noi nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace e vediamo tutti gli appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per domenica 30 giugno.
Raccolta di sangue a Santa Margherita Ligure. L'autoemoteca Avis sarà nella piazza del comune, dalle 8 alle 12. Appuntamento mensile con il mercatino dei sapori e delle tradizioni a Chiavari. Gli espositori saranno presenti dalle 10 alle 20 in via Rivarola. Dalle 10 alle 12 apre le visite il Museo Diocesano di Arte Sacra, sito a Chiavari in piazza Nostra Signora dell'Orto. È possibile organizzare visite guidate, previa prenotazione. Dalle 10 alle 22, sulla banchina di Sant'Erasmo a Santa Margherita Ligure, si terrà Profondo Rosso, l'evento dedicato al gambero di Santa. 2 giorni di laboratori, show cooking e mercato di prodotti ittici. Nel ciclo di eventi, organizzati dall'associazione Gruppi Corali Liguri, al Santuario della Guardia di Genova Ceranesi si terrà un omaggio corale a Maria. L'inizio alle 15. Presentazione del romanzo Il prato dei Narcisi di Roberto Valla, dalle 18 al Museo del Damasco di Lorsica. Viaggio storico-architettonico alla scoperta del cenobio di San Tommaso, apertura alle 18:30 a Santa Maria del Campo di Rapallo. Stand gastronomici e intrattenimento musicale a Calvari, in occasione della festa di San Pietro, dalle 19:30 in piazzale San Lorenzo. Infine, concerto di musica jazz con la Tigullio Big Band, alle 21:30 in piazza San Fronte a Chiavari. Concludiamo con una notizia di sport. Nella stagione calcistica 2017-2018 per ogni euro investito nella Virtus Entella, che in quella stagione ha giocato in Serie B, sono stati generati l'equivalente di 3 euro, un impatto sociale che in numeri è stato quantificato in 43 milioni di euro circa, a fronte dell'investimento di partenza di circa appunto 15 milioni di euro. È il risultato portato avanti da uno studio della Facoltà di Economia dell'Università di Genova e della sua startup Sigma NL in collaborazione con YLab, ma sentiamo. Ha un impatto sicuramente immateriale, difficile da misurare, però si può stimare con dei range, con delle proxy. E quello che avete fatto per il Club Entella? Abbiamo provato, ecco, è stato il primo anno, abbiamo provato a intervistare una serie di persone, sia tifosi, sia familiari, sia allenatori, sia ragazzi, in modo tale da capire quale sarebbe stata l'alternativa rispetto all'Entella e quanto sarebbero stati disposti a pagare per ottenere un beneficio analogo, oppure quanto è stato l'indotto generato sul territorio da questo club. È uscito fuori questo rapporto 1:3, lo vogliamo spiegare? Quasi 1:3, sì, questo significa che per ogni euro che investiamo nell'Entella, che la famiglia proprietaria investe nell'Entella, ne genera 3, non certo a proprio favore, ma a favore della comunità locale, quindi a favore degli esercenti, della comunità locale, dei tifosi, delle famiglie e di tutte le persone che beneficiano dell'esistenza di questo club. Quindi 1 a 2,97, quasi 3, nel senso che si triplica l'investimento, non a favore di Entella, ma a favore della comunità locale. Che cos'è questo metodo Social ROI? Il Social ROI è un'estensione di un concetto, tra virgolette, classico, che è il redditività di un investimento, un metodo meramente contabile e finanziario, esteso a dover prendere in considerazione quelli che normalmente sono gli intangibili, cioè quantità che non sono strettamente economiche, ma che bisogna tradurre in un valore economico per dare una visione completa di cosa produce come redditività un investimento e che tengono conto anche elementi che normalmente sono esterni all'impresa, l'ambiente, il sociale, il tessuto imprenditoriale e anche il tessuto culturale. Quindi riesce a mettere insieme, a dare valore ciò che non sta soltanto in un bilancio aziendale. Noi entriamo anche nel merito della ricerca perché sappiamo quali sono gli aspetti su cui bisogna magari migliorarla. E quindi c'è una joint venture che abbiamo lanciato oggi e che ci speriamo possa avere successo per ripetere e replicare questo esperimento non solo con l'Entella ma anche con altre organizzazioni sportive, club di calcio. Si chiude qui il nostro telegiornale, ci ritroviamo lunedì mattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.